manca. Ancora 59. Ok, dai. Ok, siamo pronti per cominciare. Ok. Io vi do un 3, 2, 1 di conto alla rovescia, dopo l'uno aspettate un secondo e partite. Ok. Buongiorno. Partiamo fra 3, 2, 1. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo incontro in cui parleremo di pianificazione spaziale marittima. Intanto volevo ringraziare CNR, Corila e UAV per avermi invitata a moderare questo dibattito. Sono Francesca Santoro, lavoro per la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO, che è, se volete, stata da sempre una leading force nella promozione dell'approccio alla pianificazione spaziale marittima dal 2006. Nel corso di questi anni abbiamo poi potuto lavorare insieme a diversi partner, alcuni dei quali sono qui, e abbiamo potuto anche osservare un'evoluzione nell'approccio a questa metodologia e anche rispetto all'attenzione che questo approccio alla pianificazione spaziale marittima ha ricevuto a livello internazionale, a livello regionale e a livello nazionale. Prima di cominciare con il dibattito do appunto la parola agli organizzatori di questo convegno e parto alla mia sinistra da Andrea Barbanti del CNR. Sì. Grazie Francesca, buongiorno a tutti. Brevissimo, solo per portarvi i saluti della direttrice di CNR ISMAR, la dottoressa Santoleri, che purtroppo oggi non può essere con noi a causa di altri impegni. Benvenuti a tutti, benvenuti a coloro che sono in sala e benvenuti a coloro che ci seguono in streaming, che spero potranno anche in qualche modo interloquire nella discussione, porre qualche domanda, nonostante siano presenti da remoto. E da ultimo vorrei ringraziare gli organizzatori del Salone Nautico 2022 per aver ospitato questo evento su un tema che come diceva Francesca, ci interessa molto, ci interessa da anni e penso che ci impegnerà e ci interesserà ancora molto negli anni a venire. Grazie a tutti. Grazie mille. Do ora la parola a Pierpaolo Campostrini del Corila. Grazie Francesca e grazie a voi che siete intervenuti a questo nostro evento, di quale ho particolarmente piacere perché in fondo spiega, abbiamo fatto diversi eventi sulla pianificazione del mare, essendo stati incaricati, come sentirete, dal governo italiano di aiutare. Non l'avevamo fatto a Venezia, cose di questo tipo. Allora diamo in questo modo una spiegazione anche nella città dove operiamo e forse si capirà, forse alla fine di questo evento, il perché ci è stato chiesto proprio a noi di dare questo tipo di aiuto, di sostegno sia a livello nazionale che europeo. Comunque per ora intanto benvenuti anche da parte mia e grazie per essere qui con noi. Grazie mille e last but not least Francesco Musco dello UAV. Grazie Francesca Santoro, grazie, insomma, solo una parola perché poi avremo modo anche di raccontarvi brevemente quello che stiamo cercando di fare anche a supporto dell'azione italiana rispetto alla pianificazione del mare. Portare a Venezia questa riflessione che di fatto stiamo coordinando da Venezia, tra istituzioni della ricerca che si stanno occupando della costruzione, del disegno della futura pianificazione del mare per l'Italia e anche in molti aspetti anche per il resto del Mediterraneo, mi pare che sia un elemento importante anche da mettere in luce, anche in un'occasione che si occupa di mare, seppur partendo anche da varie prospettive differenti, quelle tipiche di un salone nautico, credo che possa essere una buona occasione di riflessione. Ne parliamo adesso a breve. Grazie. Grazie mille e dunque il pomeriggio di oggi, la discussione, il dialogo di oggi si inserisce nell'ambito di un contesto che a livello internazionale vede forse come mai il mare al centro dell'agenda internazionale.
Da poco, da circa 1 anno e mezzo, è iniziato il decennio delle Nazioni Unite per le scienze del mare e per lo sviluppo sostenibile, che noi come Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO coordiniamo. Quest'anno, tra qualche giorno, proprio verso la fine del mese di giugno, ci sarà la seconda conferenza delle Nazioni Unite totalmente dedicata all'oceano. E per la prima volta alla COP27 vedremo finalmente la presenza dell'oceano ufficialmente nel programma delle COP della UNFCCC con questo Ocean and Climate High Level Dialogue. Quindi sicuramente l'oceano finalmente, mi permetto di dire, è al centro dell'agenda internazionale, pur in questo frangente così complesso. In questo ambito è chiaro che la pianificazione spaziale marittima ci offre una serie di riflessioni importantissime, anche perché questo sguardo sull'oceano riguarda anche lo sviluppo della cosiddetta economia blu e quindi l'oceano viene visto spesso come la nuova frontiera, e quindi è chiaro che c'è bisogno di fare in modo che le attività economiche che si svolgono nello spazio marittimo si svolgano in una maniera sostenibile, che rispetta i principi dello sviluppo sostenibile. Inoltre è estremamente importante sottolineare la questione del coinvolgimento di tutti gli attori sociali, di tutti i portatori di interesse nell'ambito di questa attività, cosa che mi sta particolarmente a cuore, coordinando un programma di educazione all'oceano che non si rivolge solo alle scuole, ma si rivolge proprio a tutti i portatori di interesse, per fare in modo che tutti abbiano la possibilità di partecipare in maniera efficace a processi di questo tipo. Quindi molti sono i temi che diciamo si possono toccare parlando di pianificazione spaziale marittima, e quindi inizierei appunto con di nuovo Pierpaolo Campostrini, che ci racconterà l'esperienza di MSP Med, quindi come lavorare in questo ambito a livello mediterraneo. Grazie Francesca, se posso avere le slide della mia presentazione, così riesco a essere più sintetico, in 10 minuti raccontarvi, partiamo dal campo un po' più largo, no? Perché il nostro paese è nel Mediterraneo, Venezia è la regina del mare, non della laguna, no? Quindi si diceva di sé, e abbiamo celebrato proprio l'altro giorno, domenica, di nuovo dopo 1000 anni, lo sposalizio della città col mare, no? Quindi credo che questo sia il punto da cui vogliamo partire. Noi abbiamo l'onere e l'onore di coordinare questo progetto europeo che si chiama MSP Med. Come vedete sono 10 partner su 6 paesi del Mediterraneo che fa parte dell'Unione Europea, e ha un budget di 3 milioni, sta per finire, l'abbiamo prolungato di qualche mese a causa dei noti problemi del Covid. Come i progetti costituisce una partnership di diverse istituzioni che sono state indicate, hanno avuto l'appoggio delle autorità competenti dei paesi stati membri dell'Unione Europea per potervi partecipare. Quindi è chiaro che il progetto come tale, anche per quanto ci riguarda, agiamo in questo progetto anche sotto diciamo, l'autorizzazione, se posso usare il termine, dell'autorità competente, che per l'Italia è il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. Gli altri partner sono istituti di ricerca o agenzie ambientali o agenzie di sviluppo degli altri paesi, Francia, Grecia, Spagna, Slovenia e Malta, e quindi questo consorzio diciamo che copre una buona parte del Mediterraneo, quantomeno della parte nord del Mediterraneo, e gli obiettivi del progetto sono quelli di aiutare questi Stati membri a svolgere efficacemente i loro piani. Però nel farlo, non solo perché la direttiva lo ha scritto, che bisogna farlo in maniera coordinata quando si condivide uno stesso bacino, ma perché è la cosa più logica, perché l'oceano, come ci insegna Francesca, è uno, questo vale ancora di più per il mare Mediterraneo. Sarebbe molto sciocco che ciascuno Stato pianificasse l'utilizzo del mare
senza tener conto di quello che accade al di là della sua giurisdizione. A questo proposito teniamo conto, ma lo diranno meglio anche i miei amici che seguiranno, che noi stiamo pianificando su una superficie che è il doppio di quella superficie terrestre che ha lo Stato italiano, cioè viene pianificata tutta l'acqua in qualche modo dalla linea di costa fino a dove c'è la giurisdizione di ciascuno Stato, quindi e anche laddove incontriamo delle frontiere che non sono europee, delle giurisdizioni più che delle frontiere che non sono, perché il mare non è una frontiera, delle giurisdizioni che non sono europee, anche con loro ci dobbiamo in qualche modo mettere d'accordo, perché è logico e giusto che sia così. Molto rapidamente arrivo più che alla descrizione del progetto a quali sono stati i suoi risultati. Quindi noi abbiamo da un lato ciascun ente, abbiamo cercato di aiutare gli stati, ciascuno il proprio, no? In qualche modo, però condividendo i risultati in modo che si potesse anche imparare uno dall'altro rispetto alle differenti necessità, perché come i sistemi poi degli stati membri dell'Unione, pur facendo parte della stessa Unione, appunto, sono diversi dal punto di vista legislativo, amministrativo, alcuni sono partiti prima e qualcuno è partito un po' dopo, quindi non sono nello stesso momento, quindi abbiamo cercato di dare a ciascuno quello che serviva. Nel caso della Francia e della Spagna si sono concentrati, Francia e Spagna che hanno anche l'esperienza dell'Atlantico, no? Perché non hanno solamente la sponda mediterranea, si sono concentrati per la parte mediterranea sul Golfo del Leone o Lion, come dicono loro, abbiamo affrontato alcune tematiche specifiche che sono quelle del rumore subacqueo, anche interessanti dal punto di vista tecnico, e abbiamo aiutato con queste conferenze anche di avere un approccio comune, evidentemente dove il problema non poteva limitarsi alla linea di giurisdizione. L'Italia, come sentiremo, era un pochettino più indietro rispetto a Francia e Spagna nell'elaborazione dei piani e abbiamo proprio cominciato a istruire quelli che sono alcuni schemi che poi riprenderemo nei successivi interventi, quindi io non vado nel dettaglio. Per quanto riguarda, poi ci sono state alcune azioni trasversali, cioè che sono state compiute con tutti gli Stati membri, con tutti i partner insieme, su alcune cose concrete, perché appunto i principi di definizione della pianificazione dello spazio marittimo erano già stati definiti, no? Quindi noi di bla bla non siamo capaci tanto a farne, no? Abbiamo cercato di capire quali potevano essere le cose importanti. Tra esse le strutture dei dati sono di fondamentale importanza, no? Perché poi, come si dice, alla fine della fiera la pianificazione ha bisogno delle mappette, no? Quindi bisogna anche, però le mappette, per farle bisogna avere una coerenza di impostazione e di gestione dei dati, dei metadati, che permettano a queste cose di essere aggiornate, perché poi deve anche essere, sono delle mappe che vivono, non sono delle mappe che vengono scritte come nel mappamondo di Fra Mauro e andiamo a vederle anche dopo 500 anni, il mappamondo di Fra Mauro, tra parentesi, andate a vederlo perché l'hanno appena restaurato ed è bellissimo. Comunque è un catalogo di comune di conoscenze, dobbiamo riempirle alcune lacune, e solo mettendolo insieme ti accorgi dov'è la lacuna, no? Anche specialmente se ti stai muovendo in un contesto internazionale. E quindi aiutando anche qui, sia avendo una dimensione generale per permettere anche il dialogo tra le diverse lingue, la lingua dei dati è una lingua comune, e poi abbiamo anche fatto questo discorso, volevo soffermarmi 30 secondi di più su questo, sugli aspetti della cooperazione internazionale. Purtroppo il progetto è partito il giorno stesso in cui l'OMS ha dichiarato l'esistenza della pandemia, quindi siamo stati un po' sfortunati nella nostra capacità di interazione diretta anche con gli stati del sud del Mediterraneo. Lo stiamo riprendendo adesso, che appunto la fase pandemica è completamente differente e quindi è permesso, e stiamo cercando, e abbiamo trovato grande rispondenza anche in paesi come il Marocco, la Tunisia,
anche grazie a delle altre iniziative che sono coordinate a livello internazionale dal nostro in cui partecipa l'Italia attraverso la partecipazione del Ministero degli Esteri, come l'iniziativa WestMed, no? Che riguarda il mare del Mediterraneo dell'Ovest, o attraverso nel nostro Adriatico l'iniziativa USAID, a cui partecipano anche stati che non sono membri dell'Unione Europea. Grande interesse, grande possibilità di dialogo che concretizzeremo su alcuni temi specifici nei prossimi incontri che andremo a fare il 20 di giugno ad Atene e il 23, non mi ricordo più quando è scritto lì forse, settembre a Tunisi. Quello di Atene approfondiremo un tema che è molto bello, che è quello del paesaggio marino, no? Che è un tema nuovo nella pianificazione dello spazio marittimo, che è obbligatorio ovviamente considerare in particolare nella nostra legislazione nazionale, dove la tutela del paesaggio è nella legge fondamentale, nell'articolo 9 della Costituzione, ma che quando poi si fronteggia a questi nuovi usi del mare, no? Queste cose che prima non si facevano, perché non c'erano prima i mulini a vento piantati nei mari, non c'erano 4.000 persone su una singola imbarcazione che girava per piacere il mare, non c'erano le acquaculture intese in senso moderno come ci sono oggi. Di fronte a questi nuovi usi dobbiamo anche chiederci cos'è il nuovo paesaggio, no? Quindi cos'è bello e cos'è brutto, se vogliamo, no? Poi anche qua alla fine. Credo questa riflessione per esempio viene fatta assieme al Ministero della Cultura, quindi non è solamente un qualche cosa che riguarda dei tecnici, ma è fatta in maniera, come sentiremo anche nel nostro paese in particolare, coinvolgendo gli attori, gli esperti dei diversi non solo delle diverse discipline, ma anche dei diversi ministeri. A Tunisi parleremo anche di tecnologie, della possibilità di scambi, lo faremo back to back con un evento dei cluster italiano e tunisino, quindi cercheremo di andare sulla concretezza, no? Per cui questa alla fine la pianificazione non è un libro rosa in cui si scrivono dei desideri, ma è un libro aperto e continuamente modificato in cui si mettono le cose che si vogliono fare insieme. Stiamo cercando anche di divulgare questa nostra presenza e questo nostro uso ed è importante farlo. Anche qui in questo caso Francesca ci insegna, ma è la parte di far prendere coscienza anche al nostro paese, no? Di questo semplice fatto che la sua geografia non si limita alla costa, ma che comprende in maniera sostanziale l'aspetto del mare, è una cosa che credo sia importante. Quindi abbiamo voluto spiegare che questa operazione non è un'operazione intellettuale, ma è un'operazione davvero di salvaguardia anche dell'ambiente, perché è una situazione in cui è win-win, cioè sviluppo, la direttiva MSP non è una direttiva di protezione ambientale, è una direttiva di uso sostenibile. Il mare va utilizzato, ovviamente in un modo che possa essere utilizzato anche dalle generazioni future, e in maniera anche correggendo dove possibile degli errori fatti nel passato. Per tutti questi motivi anche il coinvolgimento del pubblico in generico e quello specifico che è più interessato è una esperienza, non solo voglio dire è scritto nella legge, ma è anche una cosa giusta da fare. Quindi questa visione di ampio respiro permetterà di continuare. Voglio anche dire che in qualche modo, con un pizzico di orgoglio, lasciatemelo avere in questa sede, che siamo riusciti a diventare esperti prima nel nostro Adriatico, poi nel Mediterraneo. Con il prossimo set di progetti andremo in senso paneuropeo, coordinando noi da questo piccolo posto che è Venezia queste attività di ampio respiro che riguardano il Mediterraneo, e nella prossima sessione anche alcuni aspetti molto importanti che riguardano il Green Deal europeo. Ho finito. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Abbiamo visto come già alcuni temi sono stati sollevati, la questione dei dati, la questione del coinvolgimento degli attori sociali, della condivisione di buone pratiche in ambito internazionale, e quindi proseguiamo adesso con Francesco Musco, che ci parlerà invece di quello che succede a livello europeo. Siamo in un momento molto particolare dell'implementazione della direttiva europea, e quindi sarà interessante capire
quello che avviene a livello europeo, a livello mondiale sulla Marine Special Planning. Grazie, grazie ancora. Allora, Paolo Campostini ci ha già introdotto, come dire, il frame all'interno del quale in cui ci muoviamo. In realtà, come dire, c'è questa sperimentazione sulla pianificazione del mare che è nata come sperimentazione, perché di fatto l'introduzione, diciamo, l'avvio della direttiva europea sulla pianificazione del mare, la direttiva 89 del 2014, di fatto è stata molto dirompente dal punto di vista della, come dire, dello status quo, io lo parlo da urbanista pianificatore, rispetto ai sistemi di pianificazione dei paesi europei. Questo per due ordini di ragione: il mare non era mai stato pianificato se non su una logica settoriale o di modello, se vogliamo, autorizzativo, e non in una logica di spatial planning come la dimensione, come dire, evoluta europea, e quindi l'introduzione della direttiva, che ha dato poi anche dei termini molto abbastanza stringenti, perché di fatto ha imposto ai Paesi membri di dire entro l'inizio prima del 2021, poi ci sono stati alcuni posticipi, come dire, legati, come dire, al periodo in cui stavamo vivendo, di fatto di dotarsi entro gli anni 2021-2022 di un sistema integrato di pianificazione spaziale del mare. Capite bene che l'introduzione di un sistema del genere è in realtà, come dire, molto diverse, perché l'Unione Europea è partita, se vogliamo, con le prime sperimentazioni soprattutto in Nord Europa. Le prime sperimentazioni strutturate riguardano il Mar Baltico, riguardano i paesi del nord soprattutto, però pianificare uno spazio marittimo in relazione a un sistema costiero, in relazione alle attività economiche del Mare del Nord, non è la stessa cosa che farlo nel Mediterraneo. Questa è stata, se vogliamo, una delle primi dibattiti che ci hanno tenuti impegnati anche a me, Andrea e Pierpaolo, soprattutto anche in confronto con i commissari europei e con la Commissione europea, perché di fatto, come dire, il tema era anche fare comprendere che pianificare lo spazio marittimo del Mediterraneo non era la stessa cosa che pianificare lo spazio marittimo del Nord Europa, per due ordini di ragione. Innanzitutto per l'intensità degli usi, che chiaramente, pensate anche ai sistemi urbanizzati lungo i sistemi costieri del Nord Europa, del Mar del Nord, piuttosto che dell'Italia, della Grecia, della Francia, della Spagna, ma poi perché rispetto a una dimensione europea il Mediterraneo, come lo sapete meglio di me, dialoga con sistemi e paesi che non sono Unione Europea. E questo, come dire, nell'applicazione di una direttiva sul mare, dove certo abbiamo i conflitti e i confini, certo abbiamo le miglia nautiche, però di fatto, come dire, l'uso dello spazio, come dire, del mare risulta, come dire, molto, come dire, fluido rispetto a tutta una serie di temi e di questioni. Quindi di fatto la pianificazione del mare ha introdotto una dimensione di attenzione sia allo spazio marittimo, ma soprattutto anche a un tema molto forte, che è quello che abbiamo trattato molto nelle nostre riflessioni, che è quello dell'interazione terra-mare, che diventa, come dire, uno spazio di gestione e pianificazione che si aggancia di fatto alle pianificazioni esistenti su costa, su mare settoriale. Pensiamo ai sistemi dei porti, pensiamo ai sistemi costieri, se pensiamo solo all'Italia, pensiamo che l'Italia ha un sistema di pianificazione regionalizzato e quindi ogni regione ha un proprio sistema con una sua, come dire, somiglianza, ma anche una grossa autonomia e anche una grossa eterogeneità, se vogliamo, in termini di qualificazione dei piani paesaggistici regionali, i piani di coordinamento regionali, che sono molto diversi da regione a regione rispetto all'attenzione che pongono al sistema costa, al sistema di interazione col mare e tanto meno o tanto più in alcuni casi col sistema marittimo. Dal 2012-2013 abbiamo cominciato, dopo una prima riflessione in qualche maniera su queste questioni, una prima tesi di laurea del 2009 sulla pianificazione del mare, dove oggi, come dire, l'allora laureato lavora all'Agenzia Europea per l'Ambiente e quindi si occupa in parte, continua a occuparsi di queste questioni, per dire che c'era iniziata un'attenzione che ormai ha
superato i 10 anni di riflessione. I primi progetti di sperimentazione che abbiamo costruito assieme ai colleghi, al gruppo di lavoro del Polo Scientifico Veneziano, di Corila, CNR e IUAV, soprattutto tenendo assieme anche competenze, se vogliamo, diverse rispetto alle competenze come dire, esplicite che ha sul sistema anche di tutela delle risorse che può avere anche il CNR ISMAR, con una grande tradizione di attenzione ai temi del mare, il sistema di studi sulla pianificazione che ha portato IUAV, il sistema di coordinamento, anche se vogliamo, di competenze e sinergie che di fatto ha messo in campo Corila. Prima sperimentazione è nata con Adriplan, che è stata un primo lavoro di test del sistema della pianificazione spaziale marittima nella regione adriatico-ionica, con prima attenzione la costruzione di un sistema, anche un preliminare sistema informativo, perché il tema che ci poneva prima Pierpaolo Campostrini era quello anche di, come dire, i quadri conoscitivi, dove li abbiamo, perché su terra in qualche maniera ormai abbiamo dei sistemi consolidati, su mare abbiamo molta settorializzazione che in questi anni, anche grazie a un grosso lavoro fatto dai nostri ricercatori, è stato sistematizzato e messo a disposizione anche, come dire, anche delle autorità, poi dell'autorità di gestione, ma anche, se vogliamo, poi anche del rapporto con le regioni. Adriplan ha costruito, se vogliamo, le prime carte di pianificazione, se vogliamo, sperimentali, intuitive, in cui si è cercato di mettere assieme il rapporto tra gli usi del mare, l'interazione, in che modo gli stessi usi competono per lo stesso spazio, in che modo è possibile regolare questa competizione di spazio in termini temporali o in termini anche di allocazione proprio dell'articolazione spaziale delle funzioni, per poi avere altre due sperimentazioni che hanno sempre sostenute dalla DG Mare, col programma Supreme prima, che ha guardato sempre, se vogliamo, con attenzione alla regione adriatica e adriatico-ionica, anche qui costruendo quadri conoscitivi, alimentando le informazioni e ipotizzando delle prime ipotesi, soluzioni di pianificazione dello spazio, anche in una logica, se vogliamo, scollegata dai regimi come dire, organizzativi della pianificazione, anche perché in questa fase eravamo ancora al di là dell'avvio di un processo nazionale strutturato di pianificazione spaziale del mare. Lo stesso è stato fatto col programma Synth-West Med nella regione, diciamo, dell'area del west del Mediterraneo, grande attenzione agli ambiti costieri italiani, grande attenzione a alcuni test di sperimentazione fatti su Toscana, sulla Sardegna, test che ci siamo portati avanti e ci hanno permesso di avere anche molto materiale di prima riflessione che oggi stiamo portando con grande attenzione all'interno della costruzione di quello che è il vero piano spaziale, i piani spaziali per l'Italia. Una grande attenzione ai temi del cosiddetto transboundary, l'attenzione dell'uso delle funzioni che superano i confini, come dire, di competenza dei paesi. Chiaramente queste interazioni sono in qualche maniera governabili se lavoriamo tra paesi all'interno, come parte dell'Unione Europea. Tra paesi che non sono parte della Commissione Europea c'è un ragionamento più ampio da fare, ed è quello che stiamo anche in parte cercando di portare avanti anche con le interazioni col Nord Africa, con Tunisi e con altri ambiti del Mediterraneo che sono impegnati anch'essi anche nella definizione dell'azione sulla pianificazione spaziale del mare. Il programma Porto di Mare, che in particolar modo ha lavorato soprattutto sulla dimensione anche della costruzione di database e dei quadri conoscitivi, e quindi di fatto abbiamo cercato di usare il più possibile gli strumenti della cooperazione territoriale da un lato e degli strumenti di sperimentazione sostenuti da DG Mare in particolar modo per, come dire, porre le basi della pianificazione spaziale marittima, perché di fatto altrimenti sarebbe stato molto complicato i singoli paesi assieme lavorare senza una dimensione di quadro d'insieme. Se vogliamo, la storia poi era iniziata con il primo programma di formazione, di alta formazione, il Master Europeo Erasmus Mundus, che è stato ospitato da IUAV dal 2012 al 2019. È stato un test, è stata una sperimentazione in cui abbiamo formato circa un centinaio di pianificatori del mare tramite il programma Erasmus Mundus assieme alla Commissione Europea e assieme
all'Università di Siviglia e con l'Università delle Azzorre, ed è stato un primo test di alta formazione di una vera e propria laurea, perché poi di fatto era una laurea europea biennale in pianificazione del mare. Ovviamente è stato un primo esperimento che è durato 6 anni, molto impegnativo, da cui poi, come dire, molti dei colleghi e degli ex studenti di quel master oggi ce li troviamo in Commissione europea, alla DG Mare, all'UNESCO e nelle organizzazioni dei Paesi membri che stanno lavorando all'attuazione della direttiva europea del mare. Sì, anche, il mondo. No, certo, no, perché poi in realtà sono andati ben oltre, sono nel sud-est asiatico, sono in Brasile, sono quindi di fatto formati da questo gruppo di lavoro. Da questa riflessione di fatto abbiamo tentato di porre le basi di un sistema integrato di pianificazione spaziale del mare e soprattutto del lavoro che stiamo facendo anche con grande sinergia con l'autorità di gestione, con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, con la Marina e anche in relazione all'attuazione del piano italiano, di cui adesso vi dà un quadro Andrea Barbanti anche rispetto al lavoro che stiamo cercando di fare. Grazie molte. Grazie mille. Ora diamo la parola all'ammiraglio Seno che ci parlerà della pianificazione dello spazio marittimo in Italia e le esigenze dell'autorità marittima. Bene, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Intanto mi sembra doveroso presentarmi. Sono il contrammiraglio Massimo Seno e sono il caporeparto affari giuridici e servizi d'istituto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera. Partecipo a questo evento nella doppia veste di ufficiale della Guardia Costiera e di presidente del comitato tecnico previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 201/2016 che ha il compito di elaborare i piani dello spazio marittimo in Italia. Perché un ufficiale ammiraglio del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera alla presidenza del comitato? Il corpo è un corpo di 11.000 uomini distribuiti su 280, poco più di 280 comandi territoriali lungo gli 8.000 chilometri della nostra penisola e esercita funzioni tecnico-amministrative ed operative per conto di 3 dicasteri. Il primo dicastero è il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per ciò che attiene ai profili di sicurezza in mare e nei porti e per il soccorso. Il secondo è il Ministero della Transizione Ecologica, alle dipendenze del quale esercitiamo attività di carattere ambientale, di vigilanza, principalmente nelle aree marine protette. E il terzo dicastero è il Ministero delle Politiche agricole e forestali per ciò che attiene, diciamo, la vigilanza pesca. Siamo l'autorità nazionale in materia di pesca marittima. Questi 288 comandi in periferia di fatto fanno la sintesi di queste 3 funzioni perché esercitano per conto di questi dicasteri attività tecnico-amministrative e operative nei 3 diversi settori di riferimento. Ecco la ragione per la quale la presidenza del comitato, il ministro Giovannini, ha ritenuto di affidarla a un ufficiale ammiraglio del Corpo delle Capitanerie Guardia Costiera. Io lo sono da novembre del 2021. Precedentemente, come voi sapete, c'era l'ammiraglio Agostinelli, attuale presidente dell'autorità di sistema portuale di Gioia Tauro. Quindi già abbiamo definito un paio di concetti, cioè l'autorità competente che è il MIMS e la presidenza del comitato che incarna le competenze del Ministero e l'esercita in dipendenza funzionale dallo stesso. Oggi il mio compito è quello di effettuare un inquadramento giuridico. Devo dire che diventa difficile, dopo aver sentito le presentazioni del professor Campostrini e del professor Musco, aggiungere dettagli, però ecco, proverò a farlo, quindi cercando di inquadrare un attimo dal punto di vista giuridico quello che sono gli impegni italiani in virtù delle indicazioni europee
e poi ovviamente ci sarà un intervento più tecnico del professor Barbanti che magari dedicherà più attenzione agli aspetti più tecnici della pianificazione. Allora, possiamo andare avanti con la prima slide. Da dove posso... Ok, benissimo. Allora, non sempre vi è stata piena consapevolezza di quanto gli ecosistemi e le risorse sono soggetti a pressione, a sempre più crescenti pressioni. Io stesso, se ricordo la mia esperienza giovanile, ricordo che per me la dimensione del mare era quella estiva, quindi una dimensione, pur essendo di una città di mare, io sono tarantino di nascita, ma ricordo che per me il mare da ragazzo era la spiaggia, quindi temporalmente era questa risorsa, la confinavo al periodo estivo, e dal punto di vista spaziale al più era il trampolino delle boe che delimitavano la zona delle acque sicure. Quindi ovviamente una visione molto miope. Poi crescendo con l'età, grazie a qualche lettura, Moby Dick, Il vecchio e il mare, mi sono appropriato più di una dimensione forse metafisica, spirituale della risorsa. Poi anche con l'approccio a questa professione ho maturato il convincimento appunto di che cos'è poi esattamente questa risorsa, che è una risorsa veramente poliedrica. Quindi questo per dire che non sempre tutti noi abbiamo avuto e abbiamo la consapevolezza delle gravi ripercussioni che le attività umane possono avere su questa risorsa straordinaria e quindi conseguentemente anche sullo sviluppo economico, sulla crescita delle aree costiere e degli ecosistemi marini. Prima si raccontava come il mare sia straordinario, come il mare unisca ciò che la terra divide, si è parlata delle dimensioni, non ricordo se il professor Campostrini parlava dell'area dove abbiamo responsabilità che è quasi il doppio rispetto alla parte terrestre, no? L'Italia è circa 350.000 km quadrati, quando noi abbiamo 500.000 km quadrati di responsabilità in mare. Ma basti pensare che il mare, che è la principale fonte di vita sulla Terra, ci dà il 50% dell'ossigeno che respiriamo. Occupa il 70% della superficie terrestre e rappresenta il 97% dell'idrosfera. Questo per dire quanto è importante per la società, l'economia e quindi com'è importante salvaguardare la risorsa dal punto di vista ambientale. Ovviamente non solo in quanto tale, non solo una protezione fine a se stessa, ma anche che consenta uno sfruttamento, uno sviluppo sostenibile della stessa. Si registra un forte incremento della domanda di spazio marittimo per diversi scopi e questo è sempre più evidente. Se noi pensiamo al solo Mediterraneo, si stima che nel Mediterraneo ci possa essere un incremento entro il 2030 di 5 volte della produzione di gas offshore, così come si stima che la produzione di energia eolica offshore possa aumentare fino a 12 gigawatt. Il trasporto marittimo è in continua crescita, si pensa si stimi che cresca del 4% annuo. Pensiamo che sul mare si transitano il 90% delle merci a livello globale e anche l'acquacoltura si stima una crescita del 110% entro il 2030. Quindi tutto questo cosa testimonia? Testimonia la necessità di una strategia integrata di pianificazione e gestione degli spazi marittimi. Questo vale soprattutto per l'Italia che è al centro del Mediterraneo e deve assolutamente esercitare, lo si è detto prima, l'ha detto il professor Musco, un ruolo leader nel Mediterraneo. Non è pensabile che noi possiamo abdicare a questo ruolo, né tantomeno che possiamo arrivare dopo altri paesi nello sviluppo di questi concetti, insomma.
L'Europa non è stata ferma, ovviamente. L'Europa attraverso, lo si è detto prima, lo diceva la dottoressa Santoro, attraverso una serie di strumenti ha coltivato e sostenuto l'idea di un coordinamento su larga scala di tutte le attività degli Stati sul mare. Quindi ha istituito un quadro politico che è denominato politica marittima integrata, che di fatto rappresenta un approccio olistico a tutte le politiche UE correlate ai mari. Questo per massimizzare lo sfruttamento sostenibile dei mari. Noi dobbiamo sempre, come dire, avere, quando parliamo di sfruttamento, sempre aggettivarlo in maniera adeguata. Ovviamente le risorse non sono infinite. E quindi di fatto l'Europa conta molto sulla pianificazione spaziale marittima, perché è una pianificazione che è giudicata strumento politico intersettoriale per un approccio integrato, coordinato e transfrontaliero. Ecco che l'Europa si dota della direttiva 89/2014 proprio per queste ragioni. Direttiva 89/2014 con la quale viene istituito un quadro comune, organico, per la gestione dello spazio marittimo, proprio al fine di promuovere la crescita, di promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone marittime e dell'uso sostenibile delle risorse marine. Quindi è proprio questa la finalità per la quale l'Europa ha emanato la direttiva 89. Se noi andiamo a prendere esattamente la definizione di pianificazione dello spazio marittimo, io mi sono riletto in questi giorni la comunicazione della Commissione 185/2022, la definisce come un processo pubblico mirante, e qua devo leggere, ad analizzare e organizzare la distribuzione spaziale e temporale delle attività antropiche nelle zone marittime al fine di conseguire obiettivi economici, ambientali e sociali. Quindi è una definizione straordinaria, a mio avviso, della pianificazione spazio marittimo, che ritroviamo su questo documento del 3 maggio e che dà veramente l'idea di quello che si deve fare e di quello che si deve perseguire, che è quello poi che stiamo facendo, insomma, insieme a CNR, Corila e UAB, che ringrazio peraltro per tutto il supporto che danno all'amministrazione in maniera professionale, molto professionale, anzi sono spesso e volentieri, non vorrei usare la parola sprone perché non è così, però di stimolo anche alle attività dell'amministrazione, con importantissime osservazioni e suggerimenti, quindi vi ringrazio particolarmente. In Italia la direttiva 89 è stata introdotta, è stata applicata, è stata attuata con il decreto legislativo 201/2016. Se mi dilungo troppo ditemelo, così diciamo poi corro. Il decreto legislativo 201/2016 ha definito intanto che cos'è la pianificazione dello spazio marittimo e l'ha definito come un processo mediante il quale vengono analizzate e organizzate le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali. Quindi direi che in Italia l'applicazione non poteva ovviamente che essere così, però è davvero molto fedele a quello che è l'indirizzo europeo. Le intenzioni ovviamente che abbiamo, diciamo, e che dobbiamo avere alla luce dell'indirizzo europeo e che sono ovviamente inglobate all'interno del decreto 201 vanno tutte nell'indirizzo di garantire la coesistenza delle pertinenti attività degli usi. Diceva il professor Musco, io sono un pianificatore terrestre, no? Faceva l'esempio dei piani regolatori. In effetti la pianificazione dello spazio marittimo in qualche maniera tende a un attimino a replicare quello che è
è già abbondantemente, come dire, consolidato negli spazi terrestri, ovviamente. Quindi un esempio, diciamo, che è molto calzante. E quindi l'idea è quella di far coesistere tutte le attività e gli usi in maniera, diciamo, organica, coerente con quello che è la necessità di utilizzare la risorsa, ma al contempo in qualche maniera preservarla. Il decreto 201 ha istituito un comitato tecnico che io presiedo, un comitato tecnico che è composto dai ministeri che hanno maggiore interesse sul mare, quindi il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Transizione Ecologica, il MIMS, il nostro Ministero di riferimento, il Ministero della Cultura, e recentemente è stato introdotto il Ministero del Turismo a seguito della creazione del Ministero del Turismo. Questo comitato appunto è anche composto dai rappresentanti delle regioni e da un osservatore del Dicastero della Difesa. È stato detto prima che le regioni costiere, diciamo, hanno avuto un approccio diversificato al lavoro della pianificazione, non sempre, diciamo, dal punto di vista temporale all'unisono, perché abbiamo avuto regioni che sono state proattive e altre che invece, diciamo, hanno tardato, e poi ovviamente le regioni esprimono ovviamente le vocazioni dei territori, quindi, diciamo, cercare di fare la sintesi di quelle che sono le vocazioni regionali, insomma, non è un'impresa semplice. Potete immaginare i diversi livelli di governo del territorio quanto possano incidere anche sulle decisioni che si devono assumere. Il comitato è stato dotato di linee guida per la pianificazione che sono state adottate dal tavolo interministeriale, sempre contemplato dal DPCM, contemplato dal decreto 201, e sono state adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 2017. Queste linee guida sono le linee guida che in qualche maniera il Comitato e l'autorità competente hanno utilizzato per portare avanti il proprio lavoro. In sostanza, le principali, diciamo, indicazioni che rinvengono da queste linee guida sono intanto quelle di ottimizzare i servizi e di non duplicare i costi per attività di precipua responsabilità dello Stato, la coerenza con gli accordi internazionali esistenti, la cooperazione transfrontaliera, l'approccio ecosistemico e il coinvolgimento attivo di tutte le amministrazioni centrali e periferiche. Sono un attimino questi i principi ispiratori del processo di elaborazione dettati dal DPCM 1° dicembre 2017. Il Comitato ha deciso di dotarsi, di suddividere la propria attività in 3 sottocomitati che corrispondono alle 3 aree marittime di riferimento, che hanno avuto il compito ovviamente di lavorare sui singoli piani delle 3 aree marittime di riferimento: l'Adriatico, il Mediterraneo occidentale, lo Ionio e il Mediterraneo centrale. Sono state istituite 27 subaree, a loro volta divise in 245 unità di pianificazione. Penso che il professor Barbanti poi vi farà vedere in che maniera sono state e verranno poi definite le vocazioni delle diverse 245 unità di pianificazione rispetto a quelli che sono gli usi che si prevedono di queste aree, quindi generico, limitato e così via. Credo che Barbanti più in là lo racconterà. In effetti le fasi, lo stato dell'arte del procedimento qual è? Lo stato dell'arte siamo in procedura di VAS, quindi stiamo attendendo che il Ministero della Transizione Ecologica ci dia il parere di scoping e si dovrà procedere con le consultazioni trasfrontaliere, con il consolidamento poi dei piani a cura dei sottocomitati, con l'approvazione dei piani da parte del Comitato Tecnico e poi con l'invio dei piani al tavolo interministeriale perché ne deve verificare la coerenza con le linee guida introdotte dal DPCM 1 dicembre 2017. Diciamo che siamo in un momento decisivo, determinante,
Il cronoprogramma delle attività prevede una deadline a fine anno, quindi noi speriamo ovviamente di poter concludere i lavori rispettando questo cronoprogramma. Ovviamente diciamo, le variabili e le difficoltà dipendono ovviamente moltissimo anche da quello che sarà il parere di scoping dell'amministrazione ambientale, se ci saranno diciamo, significative apporti, contributi che renderanno necessario magari un'attività di integrazione della documentazione di un certo rilievo, oppure se le indicazioni ci consentiranno di lavorare in maniera più rapida. Ecco, quindi siamo in attesa di questo, e quindi questo lo vedremo diciamo, probabilmente nei prossimi giorni. Io ho concluso nei giorni scorsi cercando un aforisma che potesse in qualche maniera rappresentare al meglio quello che è lo scopo della pianificazione. Ho trovato nelle lettere di Seneca un passaggio diciamo, abbastanza significativo: ignorantim quem portum petat nullus suus ventus est. E perché diciamo, mi piace questo aforismo? Perché mi piace questo passaggio delle lettere di Seneca? Perché in effetti io credo che il piano dello spazio marittimo serva proprio e sia uno strumento necessario alle amministrazioni, agli operatori di settore per poter diciamo, governare al meglio quello che è lo spazio marittimo. Così come avere chiarezza rispetto al porto, per il navigante, al porto dove si è destinati, consente di prendere il miglior vento. Quindi io auguro ai lavori del comitato e a questi lavori del convegno buon vento. Grazie mille, ci avviamo alla conclusione di questa prima sessione che ci ha portato a capire qual è stato il percorso verso il piano dello spazio marittimo italiano, e do la parola ad Andrea Barbanti del CNR ISMAR. Allora, sì, buongiorno di nuovo a tutti. Allora, io completerò questa prima sessione con alcune informazioni e considerazioni che riguardano il piano italiano a cui stiamo lavorando, i piani italiani a cui stiamo lavorando, completando quindi questo excursus dal Mediterraneo allo scenario complessivo di MSP, all'aspetto diciamo, istituzionale che governa e al contesto che governa il processo di MSP. Riflettevo ieri sulle cose da dire oggi, sul materiale da preparare, considerando il poco tempo a disposizione, i molti materiali che abbiamo prodotto in questi mesi di lavoro, quello che gli altri colleghi hanno già detto e diranno negli interventi a seguire. E mettendo insieme tutto questo, alla fine ho scelto di dire poche cose, di selezionare alcune informazioni. Non tenterò di darvi un quadro completo di quello che stiamo facendo, delle molte informazioni, perché sarebbe inutile in 10 minuti, e perché spero e penso, come diceva l'ammiraglio Seno prima, che ci saranno a brevissimo dei momenti per fare questo in maniera compiuta sulla proposta di piano finale che il Comitato Tecnico licenzierà nell'ambito del processo di consultazione pubblica che dovrà svolgersi. Quindi vorrei concentrarmi su alcune informazioni e condividere con voi invece, ragionare un po' su alcune riflessioni, messaggi, sfide. Vedete la parola sfide nella mia slide di titolo che è significativa. E, per maggiori informazioni o eventuali approfondimenti vi invito anche, se avrete modo, voglia, occasione, di passare dalla nostra sede, la Tesa 102,
tra i materiali che ISMAR mostra un po' sulle cose che fa a chi viene al salone, alla città in generale, abbiamo allestito un corner MSP in cui presentiamo un po' di materiali, di prodotti che il polo scientifico UAF Corila CNR ha portato avanti, ha prodotto negli anni attraverso una serie di progetti che sono già stati menzionati. Allora, la prima cosa che vorrei dirvi è un'informazione che riguarda che tipo di piano stiamo preparando. Allora, innanzitutto è già stato detto, i piani saranno 3 in effetti, perché le linee guida dividono le acque marine italiane in 3 aree marittime che sono l'Adriatico, lo Ionio centrale e il Tirreno. Gli areali interessati dalla pianificazione sono quelli che vedete indicati nelle mappe qui a destra nella slide, vedete sono piuttosto ampi, si diceva 650.000 km² totali, perché arriviamo fino al limite esterno della giurisdizione del nostro paese partendo dalla linea di riva. Quindi un'area molto ampia con caratteristiche molto diverse, perché un conto è pianificare le aree immediatamente prossime alla linea di riva con tutte le attività che sono presenti sulle aree costiere, un conto è pianificare il mare aperto, qualunque cosa questo significhi nei diversi contesti, nei diversi bacini. Per fare questo, come spesso accade, come ci insegnano coloro che da anni sviluppano questo tipo di processi, la scelta che il Polo ha proposto e che il Comitato Scientifico ha fatto proprio è di partire con un piano di valenza prevalentemente strategica, un piano di indirizzo, evidentemente da affinare, precisare sia dal punto di vista dei contenuti, sia dal punto di vista delle previsioni, sia dal punto di vista della risoluzione spaziale, ovunque questo sia necessario e possibile, ma rimandando comunque a fasi successive approfondimenti, sia entro il limite dei 10 anni, che è il... se non si sente? Come vuole. Se entro al massimo 10 anni, come dicono le linee guida, come dice la direttiva, ovvero con scadenze intermedie, che io auspico, sia generali che locali, a seconda di cose che evidentemente necessariamente avverranno. Poi tornerò su questo concetto di fare un piano che vive nel tempo, che non è un documento statico evidentemente. Questa caratteristica di strategicità non significa che il piano è un piano inutile, è un piano generico, è un piano di carta per l'appunto, anche perché, questa non è l'intenzione, spero ci riusciremo, anche perché si tratta di un piano che la normativa riconosce come piano sovraordinato rispetto a tutti gli altri strumenti pianificatori o programmatori che intervengono sul medesimo ambito applicativo, che quindi deve coordinare politiche, piani ed è vincolante per tutte le amministrazioni. Quindi parliamo di una cosa di un certo rilievo, di un certo peso. Il piano che facciamo, che ha i piani che faremo, che stiamo preparando, che l'amministrazione licenzierà, hanno questa caratteristica e hanno questi contenuti di massima. Abbiamo articolato una metodologia che si sviluppa in 6 fasi che corrispondono a dei contenuti tipici di piani MSP che partono, non entro nei dettagli, da una necessaria e indispensabile analisi, ricostruzione del quadro conoscitivo di riferimento e dei trend attesi. Il concetto dinamico del piano è un concetto fondamentale, come per tutti i piani. Una fase di analisi e interazioni fra gli usi e di interazione degli usi con le componenti ambientali. Queste sono le 2, diciamo, declinazioni indispensabili di qualunque processo di MSP. C'è una fase di individuazione e definizione della visione degli obiettivi strategici. Si diceva prima, l'ammiraglio Sieno ci ha lasciato con Seneca, che ci ricordava la necessità di avere una chiara visione di dove si vuole andare. Questo è evidentemente fondamentale per un piano di questo tipo. La fase 4 definisce la pianificazione, i contenuti della pianificazione. È la parte più importante del piano e che richiede la maggior parte anche del lavoro che stiamo investendo. Si finisce definendo come il piano deve essere monitorato per valutarne le performance, per valutarne l'effettiva implementazione nel tempo, per alimentare un processo di
pianificazione adattativa, come si dice, no? di gestione dell'evoluzione del piano, ovunque il piano non funzioni, ovunque il piano non avanzi, ovunque le condizioni al contorno cambino e richiedano delle modifiche. Quando si pianifica un'area così ampia bisogna decidere come si gestisce lo spazio e come si gestisce la complessità delle scale spaziali, delle scale temporali, del sistema di governance in essere. E noi chiamiamo questa cosa, e la scelta che abbiamo fatto metodologica, un approccio multiscalare al piano che si declina sostanzialmente attraverso la suddivisione delle aree complessivamente oggetto di pianificazione in subaree, le 27 subaree che sono state citate, che vedete rappresentate. All'interno di queste subaree vengono individuate delle specifiche unità di pianificazione, 245, vediamo se sarà questo il numero finale, ma più o meno questo vi dà l'ordine di grandezza, con dimensione differenziata a seconda di ciò che rappresentano, e a queste unità di pianificazione viene attribuita una vocazione d'uso secondo 4 categorie tipologiche che abbiamo definito: un uso di tipo generico, un uso di tipo prioritario, un uso di tipo limitato, un uso di tipo riservato. Oggi non ho tempo per spiegare bene, ma queste sono le macro categorie. Un altro elemento fondamentale di questo approccio multiscalare, che divide lo spazio nel modo che ho brevemente menzionato, poi vi faccio vedere un esempio sul nord Adriatico, evidentemente, essendo qui a Venezia, è il tema della copianificazione, cioè nelle diverse aree esistono diversi soggetti, esistono diverse competenze, esistono diversi piani in essere, e quindi c'è la necessità di fare un lavoro di copianificazione attraverso l'integrazione verticale tra livelli diversi dell'amministrazione, orizzontale tra i diversi settori di cui ci occupiamo dell'esercizio di pianificazione, fino ad arrivare a disegnare, a prevedere, a indirizzare una governance multilivello del piano. Andando un po' a salti, spero non troppo, volevo portarvi sul concetto di misure di piano, perché mi sembra importante, oggi e sempre, cercare di connettere le due parole visione e concretezza che vedete citate di sopra. Cioè vogliamo, l'ho detto già prima, lo dico adesso, deve essere chiara la visione strategica che alimenta e indirizza il piano, ma non vogliamo fare un piano di carta. Vogliamo essere concreti. Ciò che il piano prevede, ancorché sia un piano prevalentemente strategico, deve generare ricadute concrete sugli usi del mare, sulla politica del mare, sul modo in cui si attuano le diverse attività sul mare e sulla costa. Per questo il piano sarà corredato da una serie di misure di diverso tipo. Ci saranno azioni tipo studi, analisi, consultazioni, indirizzi, prescrizioni, incentivi che serviranno a realizzare le vocazioni che vengono indicate attraverso le tesserine che definiscono le unità di pianificazione, allo scopo di migliorare la coesistenza d'usi, mantenere o favorire un buono stato ambientale con una specifica declinazione sui temi del paesaggio e del patrimonio culturale. Queste misure di piano, che nella nostra intenzione, spero nel risultato finale, daranno concretezza al piano, non sono sostitutive evidentemente, sicuramente non sono stravolgenti di nulla già in essere, ma sono integrative del corpus di misure, di indicazioni, di norme, di piani già in essere, e servono a indirizzare un'evoluzione coerente nei prossimi anni di questo corpus normativo e pianificatorio. Senza entrare nel dettaglio, ci saranno misure di livello nazionale che valgono per le 3 aree marittime, per i diversi settori. Alcune diciamo così, materie e argomenti sono di tipo trasversale, tipo l'ambiente, tipo il paesaggio e patrimonio culturale, tipo misure di livello generale su temi di sostenibilità. Poi ci sono invece misure più specifiche che riguardano i singoli settori: l'energia, la pesca, il trasporto marittimo, il turismo, eccetera, eccetera, la difesa costiera, eccetera. Ci sono poi misure di tipo locale che riguardano in particolare le subaree in acque territoriali fino al limite delle 12 miglia dalla linea di base.
Questo corpus di misure è particolarmente importante, mi permetto di dire, per dare concretezza al piano. Viene definito sulla base di proposte che le singole regioni portano al comitato tecnico e dovrebbero, nelle nostre intenzioni, nelle intenzioni di tutti, ripeto, dare carattere di concretezza all'intero piano. Questo è un esempio di quello che sarà l'immagine visiva del piano. Voi vedete l'area adriatica suddivisa in tante tessere che sono le unità di pianificazione all'interno delle 9 subaree che sono racchiuse nell'area adriatica dalla linea di costa fino al limite esterno della piattaforma continentale, e qui vedete uno zoom della porzione, diciamo, centro-settentrionale, dalla regione Marche in su. Queste diverse colorazioni identificano diverse tipologie di unità di pianificazione e diverse attribuzioni prioritarie, limitate o riservate ai vari usi. Ve le carrello giusto perché capiate. Questo tono di grigio scuro individua priorità per il trasporto marittimo, e potrete evidentemente riconoscere i corridoi principali di traffico esistenti e che ovviamente continueranno a vivere, anzi probabilmente cresceranno nel futuro. Aree in cui viene individuata una priorità per la pesca, senza per questo limitare ovviamente e rendere esclusiva l'esercizio della pesca in quelle aree, ci mancherebbe altro. Aree su cui viene individuata una priorità sull'acquacoltura, anche in una logica di espansione di questo settore. Il grande tema delle AZA, aree evocate per l'acquacoltura, viene ricompreso in buona parte all'interno del piano. Priorità sull'energia, dove si riconosce l'esistente il sistema oil and gas, che è in fase di transizione, ma comunque rappresenterà ancora per qualche anno un asset importante, con un tema specifico che riguarda le rinnovabili dal mare sul mare, che è in fase di approfondimento. Il tema delle sabbie marine, depositi di sabbie marine come risorsa strategica per gestire la difesa costiera e i ripascimenti. Il tema del turismo, del paesaggio culturale, che si localizza sulla fascia costiera in particolare, in modo specifico, ovvero combinato. Spesso questi aspetti sono fortemente collegati. Il tema della risorsa naturali e natura, che si identifica in alcune aree protette esistenti o in aree in cui vengono riconosciute delle specifiche valenze di questo tipo, che ricomprendono magari al loro interno aree protette, di cui va promossa attraverso il piano l'esistenza, l'estensione, la messa a sistema. Da ultimo, come area riservata, abbiamo un esempio qui del poligono di Focereno, in cui è stata individuata una unità di pianificazione con caratteristica di tipologia riservata per usi legati alla difesa. Questo è l'insieme, ovviamente ve li ho carrellati per darvi. Adesso io chiedo alla mia moderatrice di darmi 5 minuti, so che sono in ritardo, ma questa era la slide più importante di tutti, e quindi ho fallito nel mio obiettivo di puntare la mia presentazione sui messaggi. Ci sono una serie di sfide fondamentali, al di là delle technicalities e dei singoli dettagli, che però, ripeto, danno concretezza, che ci troveremo a affrontare nei mesi che abbiamo davanti e negli anni che abbiamo davanti. L'abbiamo visto in questi anni, in questi molti anni di progetti e di esperienza di lavoro col comitato e con l'autorità competente. C'è un enorme tema di consapevolezza e di cultura della pianificazione del mare. E di consapevolezza di che cosa è MSP, di qual è la sua complessità e di qual è il suo valore aggiunto. Non vogliamo un altro piano, vogliamo qualcosa che serva. Un piano serve a indirizzare modelli di sviluppo, visioni, obiettivi, e dovremmo anche cercare attraverso questo piano metterci d'accordo o favorire una declinazione concreta di che cosa vuol dire fare Sustainable Blue Economy, come dice la Commissione. Questo è uno strumento, non è un fine. Coinvolgimento e processi partecipati sta insieme a consapevolezza e cultura. Questa cosa non si fa se non coinvolgendo i livelli verticali dell'amministrazione e i livelli orizzontali che connettono i diversi settori e tutto il mondo della società civile. Un piano che vive
Io spero vivamente che non concluderemo la corsa che ci porterà all'approvazione del piano e poi ce lo dimenticheremo, lo metteremo da parte fino a ricordarci che fra qualche anno dovremo aggiornare, perché se così faremo avremo perso tempo. C'è un macro tema di governance, il piano serve anche a indirizzare una governance efficiente del sistema e credo che su questo andrà dedicata una specifica attenzione, e c'è un tema di risorse, nessun piano si fa a risorse zero. Il piano individua delle azioni, individua delle necessità che direttamente o indirettamente dovranno essere trovate dallo Stato e allocate per fare queste attività. Ci sono, da ultimo, e qui chiudo davvero, degli aspetti, delle sfide di natura più scientifica, permettetemi, molto importanti, che da rappresentante di un ente di ricerca non posso evitare di citare. È stato già detto questo tema dell'accesso alle informazioni, dell'uso delle informazioni, della disponibilità di strumenti che aiutino a trasformare un dato in una wisdom, come si dice, cioè in un'informazione utile ad indirizzare un processo. Sembra una banalità, delle volte ci stupiamo del fatto che siamo ancora qui a parlare di questo, ma continua ad essere uno degli enabling factor più importanti. Su questo stiamo lavorando, io spero davvero che dovremo continuare a lavorare. Ecosystem based approach, il piano non è un piano che ha obiettivi di conservazione, ma deve, lo dice la direttiva, utilizzare approcci ecosystem based per rispettare l'ambiente e favorire obiettivi ambientali. La operazionalizzazione, come si dice, di approcci ecosystem based è tuttora una sfida, anche se c'è tanta letteratura, tante pratiche, tanti esperimenti, e su questo, compreso il contenuto EBA del nostro piano, dovremo lavorare. Il piano evidentemente indirizza aspetti socio-economici, ma il piano non considera in maniera adeguata le ricadute socio-economiche da un punto di vista quantitativo, da un punto di vista proprio metodologico. Non solo in Italia, guardate, su questo tema ci sarà molto da lavorare, secondo me, nei prossimi anni. Il clima, tutti parliamo di clima, il piano che guarda avanti negli anni non può non considerare il clima, tutti i piani che stanno uscendo considerano il clima ad un livello iniziale, compreso il nostro. Ci sarà molto da lavorare per avere dei piani climate proof o climate ready, come li chiamiamo. E grazie a tutti, un po' di ringraziamenti ai colleghi del gruppo di lavoro, al MIMS. Grazie. Grazie mille, siamo un po' in ritardo, quindi passo subito alla sessione 2, che è quella che riguarda i punti di vista, le aspettative e le opportunità. Chiamo Flavia Zuccon della Regione del Veneto, responsabile dell'unità organizzativa Autorità di Gestione Programma Interreg Italia-Croazia. Questo? Allora mi siedo lì forse? Ma questi funzionano? Sì, sì. Allora, buonasera a tutti intanto. Grazie per l'invito e soprattutto perché non sono un soggetto del tutto armonizzato rispetto all'habitat in cui mi trovo. Non sono un ente di ricerca, non sono un'autorità con delle competenze così rilevanti nel mare. Rappresento la Regione del Veneto e quindi, come è già stato detto, le regioni non hanno alcuna competenza nella pianificazione dello spazio marittimo, ma cerco, attraverso il programma Interreg, un programma di cooperazione trasfrontaliera fra l'Italia e la Croazia, che quindi non ha solo il Veneto, ma tutte le regioni adriatiche che partono dal Friuli Venezia Giulia fino alla Puglia, e le corrispondenti contee croate dall'altra sponda dell'Adriatico, di mettere in pratica alcuni dei concetti che ci consegna la direttiva Mare e la direttiva Maritime Spatial Planning, insieme a quelli che sono i fondi strutturali della politica di coesione che ci consegna invece l'Unione Europea. Allora,
Io ho un sacco di slide e quindi le salto e vado più veloce che posso, perché sono tarate su un lungo lavoro fatto anche per spiegare questo programma a quelli che saranno in futuro, speriamo, i numerosi beneficiari dei fondi che gestiamo. La politica di coesione dell'Unione Europea, che si fa attraverso i fondi strutturali, è gestita da una direzione generale diversa della Commissione, non dalla DG Mare ma dalla DG Regio, appunto per le politiche di sviluppo regionale. E da giugno del 2021 ha emanato dei nuovi regolamenti, un pacchetto di regolamenti. All'interno di questi c'è anche il regolamento per Interreg, che è questo obiettivo della Commissione attraverso la politica di coesione per far lavorare fra di loro i territori dell'Unione Europea, ma non solo, quindi una cooperazione interregionale nel senso inglese del termine regionale. E all'interno di questi regolamenti ci sono delle parole chiave, direi piuttosto imperative. Fare sinergia e lavorare in complementarietà fra i diversi strumenti finanziari e i diversi strumenti di pianificazione. Quindi con questo in testa l'autorità di gestione di questo programma specifico con la Croazia, ma di tanti altri programmi di cooperazione marittimi, poi vedremo quanti sono all'interno del mare Mediterraneo, hanno preso ovviamente a riferimento sia quelle che sono delle politiche europee di framework, di tipo, se vogliamo, più settoriale, e quindi in qualche modo la direttiva per il mare, per cercare di focalizzare quali sono le aree di intervento tematiche su cui attivare le sinergie e le complementarietà, e un altro caposaldo strategico che è la direttiva europea per la macroregione adriatico-ionica. Eccole qui, e quindi io queste le chiamo da un lato i capisaldi, dall'altro appunto il valore aggiunto che questi documenti di programmazione, è vero Andrea, sono di carta, ma leggendoli danno anche delle emozioni. Questi documenti di programmazione ci guidano, ci aiutano nel appunto programmare anche a un livello più concreto, molto più limitato dal punto di vista geografico, come un programma appunto di cooperazione bilaterale. E perché? Perché ci danno sia tematismi sia vocazioni geografiche che dobbiamo mettere assieme. Il nostro programma Italia-Croazia è completamente incluso nella macrostrategia EUSAIR e ovviamente, perché è un programma di cooperazione marittimo, tutte le materie sviluppate nella direttiva Maritime Spatial Planning sono lo sfondo naturale. Questi sono i 17 programmi Interreg che sono all'interno del Mediterraneo. Ho messo in rosso quelli specifici dell'Adriatico Ionico. Sono transnazionali, la sigla TN, quando ovviamente ci sono molti paesi che cooperano, minimo 3, bilaterali o cross border quando siamo solo in 2. Guardando la programmazione attuale che stiamo per concludere, anche se si chiama 14-20, abbiamo ancora 3 anni per finire di spendere le risorse, quindi andremo avanti fino al 2023, solo in questi 4 programmi, che sono quelli dell'Alto Adriatico, guardate quanti sono i progetti che sono stati capaci di interpretare i due pilastri strategici che abbiamo visto prima, individuando delle common thematics. EUSAIR in particolare è il nostro punto di riferimento perché rispetto alla direttiva mare ha un'area geografica più limitata ed è proprio la nostra. È divisa in questi 4 pilastri e tutti quei progetti che avete visto richiamati velocissimamente prima li possiamo ricondurre a queste 4 tematiche che sono proprie dei 4 pilastri. Quindi le blu tecnologie all'interno del pilastro 1, che è quello sulla blue growth, quindi quello un po' trasversale per le tematiche
appunto legate alla Blue Economy, ma anche all'occupazione blu, perché è un settore che dà moltissimi posti di lavoro, oltre che un forte ritorno economico. Il pilastro 2 è quello dedicato alla connettività, in particolare quello sui trasporti. Ha visto un sacco di progetti che applicano la digitalizzazione agli smart ports. Il 3 è quello che ho evidenziato perché il più vicino anche alla spatial planning e quindi ai temi della pianificazione, perché qui dentro siamo riusciti a finanziare dei progetti di approccio, di modellizzazione che appunto servono a pianificare insieme in un ambito piccolo fra Italia e Croazia, ma vi assicuro che è già una sfida. Il quarto pilastro si concentra in particolare su quelle che sono le rotte culturali ed è quello dedicato appunto al turismo, in particolare il turismo costiero. Allora, quando abbiamo applicato la Maritime Spatial Planning nella programmazione che è appena partita, quindi quella legata al settennio 21-27, all'inizio, come primo step, cioè il documento di programmazione della direttiva è stato quello che ci è servito per individuare in quella che si chiama la SWOT analysis dell'area di contesto, e quindi costiera, italiana e croata, individuare punti di forza e di debolezza. Questo è uno stralcio, un breve pezzo del documento che trovate già pubblicato e sul quale siamo andati perfettamente d'accordo. I due paesi sono stati assolutamente convinti e velocissimamente d'accordo nell'identificare appunto nelle priorità che sono anche quelle europee, trasporti e ambiente, come i due ambiti in cui la Maritime Spatial Planning ci deve guidare. Il secondo step è stato nella fase di scrittura del programma e qui è intervenuta di più la strategia EUSAIR nel guidarci nella scelta delle priorità, in particolare perché i 4 pilastri che avete visto prima hanno lavorato attraverso i thematic working group che sovrintendono ciascuno dei 4 pilastri ad individuare 4 flagship project, in verità io li chiamo flagship concept perché non sono dei veri progetti, e per dare, come si dice, concretezza alla macrostrategia. Quindi la sfida è, per i programmi Interreg che insistono nell'area della strategia, portare i flagship concept all'interno delle priorità del programma. Tutto questo si chiama Embedding the Macro Strategy, che sarà uno slogan che avete già sentito chissà in quante altre conferenze. Io molto più, diciamo, pragmaticamente lo chiamo dare delle gambe alla macrostrategia e quindi possibilmente in futuro cercare di tradurre in progetti concreti attraverso dei bandi che l'autorità di gestione presente spera di emanare entro l'anno, almeno il primo, dei progetti che appunto mettano in pratica questi 4 flagship concept. Eccoli qui. Per il pilastro 1 diciamo così, lo spingere la collaborazione con il concetto delle 4 eliche nell'ambito delle tecnologie marine. Per il pilastro 2, quello sui trasporti, appunto ancora di più utilizzare le tecnologie informatiche per gli smart and green ports. Per il pilastro 3, dicevamo, quello più legato alla Maritime Spatial Planning, cercare progetti di governance sui servizi legati appunto al mare. Il quarto, ancora una volta, il turismo fra le coste italiane e croate non si poteva assolutamente non riproporlo. Dovrà essere turismo sostenibile e quindi qui apro una piccola chiosa, lì non l'ho scritto perché sta un po', diciamo così, preoccupandoci.
Proprio su questa priorità del turismo la Commissione europea, alla quale abbiamo già mandato l'8 marzo la nostra proposta di programma per il 21-27, ha fatto alcune chiose chiedendoci di inserire dei concetti più ampi di non solo turismo sostenibile, ma di turismo accessibile e turismo per le persone vulnerabili, quindi con un'accezione, più di inclusione sociale. Questo qui, appunto, inserire questo tipo di concetto sarà difficile, perché di solito è invece il settore dove spicca chiaramente la competitività e quelle che sono e quella che è la ricerca di revenues, di reddito, di sviluppo economico. Comunque, ecco il tentativo non solo di Italia-Croazia, ma di tantissimi dei programmi Interreg che abbiamo visto prima, di appunto embedding i 4 flagship nei loro programmi. Questa è una tabellina un po' noiosa, ma è appunto una visione di quali sono i programmi che già hanno inserito nelle loro priorità appunto i 4 flagship per renderli concreti. Questi sono, non ve li spiego, non temete, i titoli di 10 progetti strategici che questo programma 14-20 fra Italia e Croazia ha già finanziato, che ho ricondotto sempre ai 4 pilastri per rendere più evidente che la macrostrategia non è un pezzo di carta, è qualcosa che si può tradurre appunto in pratica. Molti di questi, almeno 4 così a occhio, in queste giornate del Salone Nautico stanno facendo dei workshop e si stanno presentando perché hanno già raggiunto i loro risultati. Il programma, come dicevo, andrà avanti fino al 2023, ma quindi siamo a buon punto per già vedere qual è stato l'impatto. Su tutto, anche i rischi marini di tipo indotto dalle attività umane appunto nel mare. In pillole, quello che sta per diventare, speriamo presto, appunto entro l'anno, il nuovo programma di cooperazione Italia-Croazia 21-27. Sono 5 le priorità, qui le prime 3 e la priorità 2 e la 3 sono sicuramente quelle più legate ai temi della Maritime Spatial Planning e di USAIR contemporaneamente. In particolare sul 2 avremmo già scritto all'interno del programma il riferimento al flagship legato alla protezione della natura e della biodiversità come appunto uno dei flagship che informerà la stesura dei bandi per la raccolta dei progetti di questa specifica priorità. Gli altri 2 sono dedicati appunto alla cultura e turismo e ad un tema nuovo per Interreg in generale, che è la governance integrata per una più forte cooperazione. Interreg è un obiettivo della politica di coesione che ha questa mission proprio nel DNA e anche nel titolo, Interreg, cioè interregionale, ma pare impossibile anche questa volta, che è la 5ª fase della programmazione in cui compare Interreg, c'è un obiettivo per ancora di più rafforzare la cooperazione all'interno del territorio europeo e con i vicini di casa. Quindi anche qui, secondo me, e l'ho messo in evidenza per questo, sono possibili progetti collegati alla Maritime Spatial Planning, in quanto la mission di questa priorità è cercare di superare gli ostacoli cross-border e di rafforzare le capacità istituzionali, quindi di chi lavora in nei servizi, nell'economia, nella governance direttamente, per superare appunto ancora ostacoli che all'interno dell'Unione pur ci sono. L'ho rimesso in grande, questo secondo me è l'obiettivo specifico e la priorità più legata alla Maritime Spatial Planning e alla direttiva per la gestione integrata delle zone costiere.
Per secondo, l'obiettivo che vi dicevo prima della collaborazione a livello legale ed amministrativo per superare gli ostacoli trasfrontalieri in qualsivoglia settore. Non cercate un settore, è solo la cooperazione istituzionale per sé. Arrivederci. Ed ora la parola ad Andrea Ziraldo della Regione Friuli Venezia Giulia, che ci parlerà della pianificazione spaziale marittima nelle regioni italiane e per le regioni italiane. Credo ci sia una richiesta di poter... Sì, prego. Quindi diamo... No, chiedo scusa, sì, sono stato un po' irruento. Sono il presidente dell'autorità di sistema portuale Fulviolino Di Blasio. Anch'io una parte tarantina, che ho vissuto 4 anni a Taranto, sono stato segretario generale. Devo purtroppo chiedere questo cambio perché devo fare una videoconferenza con la segreteria del ministro che ho saputo adesso, quindi potrò stare veramente poco. Al di là della presentazione mi sono segnato un po' di riflessioni. Allora, sicuramente quello che è importante è raccontare che le autorità di sistema portuale in Italia sono 16, questo è l'effetto di una riforma che dopo il piano nazionale strategico della portualità e della logistica del 2016 è diventata norma e quindi 27 autorità portuali sono diventati autorità di sistema portuale con ogni autorità o quasi ogni autorità al proprio interno a più scali. Nel nostro caso abbiamo Venezia e Chioggia e siamo l'autorità del mare Adriatico settentrionale. Quindi hanno raggruppato, devo dire, un tentativo di razionalizzazione della governance che era partito con le prime idee, perché io a quell'epoca ero dall'altra parte, quindi facevo da advisor al ministro. Noi avevamo proposto 3 autorità portuali in Italia, visto che c'era stato chiesto di come razionalizzare, alla fine siamo arrivati a 16 e il driver che è stato scelto erano le autorità che risiedevano nei porti core, eccezione fatta per Civitavecchia che ha raggiunto lo status in un secondo momento. Quindi il sistema nel linguaggio amministrativo delle autorità di sistema delle autorità è proprio il fatto che sono state raggruppate, quindi dando all'autorità di sistema tutta una serie di competenze di pianificazione, in questo caso sì legate al piano regolatore portuale su più porti. La cosa che però mi sembra rilevante è rispetto a quello che stiamo dicendo oggi il fatto che appunto il porto si va a relazionare con tutta un'area che va ben al di là delle proprie competenze e che sicuramente è fortemente impattata dai ragionamenti che si sono fatti poc'anzi. Devo dire, in questo processo di pianificazione che viene coordinato dal Ministero e al quale voi partecipate, le autorità di sistema di fatto non hanno espresso o comunque non sono state più di tanto credo interessate, perché noi siamo di fatto gli utenti un po' di questa pianificazione, ma per noi è molto importante, per Venezia in particolare, proprio in ragione del fatto che ci sono anche tutta una serie di attività soprattutto legate alla visione di lungo periodo della città portuale, della portualità veneziana, che vanno a interessare anche la parte cosiddetta offshore. E questo insomma ha per noi una proiezione, ripeto, non immediata ma di sicuro impatto. Un'altra cosa interessante è che sempre di recente, in particolare nell'arco del mese di novembre del 2021, come autorità di sistema abbiamo un po' ripreso un progetto associativo che riguarda il NAPA, North Adriatic Port Authorities, e che comprende gli scali evidenziati, quindi Ravenna, Venezia, Trieste, Koper e Rijeka. Per il 2022 io sono anche stato indicato come presidente pro tempore dell'associazione
che ha rinnovato la propria collaborazione sulla base di un joint agreement che è stato firmato poi davanti alla commissaria europea ai trasporti, al ministro Giovannini e ai due ministri infrastrutture di Slovenia e Croazia proprio a Venezia. Perché è stato firmato questo accordo? Perché riteniamo che su alcuni ambiti di cooperazione, molti dei quali sono quelli che sono stati evidenziati in termini di opportunità di finanziamento in ambito Interreg, riteniamo che ci sia un valore aggiunto nel fare dei progetti comuni. Sono porti che ovviamente si fanno competizione dal punto di vista dei traffici, ma su alcune priorità, e quelle individuate nell'accordo sono la sostenibilità, diciamo il tema energetico, il tema digitalizzazione, riteniamo che ci sia un valore aggiunto nel farli congiuntamente, quindi non tutte le politiche, non tutti i progetti hanno questa caratteristica. Su questi tre elementi riteniamo che sia così. Abbiamo presentato il progetto a livello a Bruxelles, o meglio, abbiamo presentato l'aspirazione dell'associazione di diventare parte attiva anche nel dare input su come programmare a livello comunitario le risorse che cadono sul territorio. Spesso appunto, ovviamente Interreg è un esempio, ma non solo, c'è una forte spinta della Commissione, no, a fare in modo che questi progetti debbano essere pensati in modo integrato, e quindi il nostro contributo è stato quello di rilanciare questa associazione. L'abbiamo presentata anche agli European Maritime Days di Ravenna poco fa e qualche giorno fa, e andremo poi a Lione ai TEN-T Days a dire anche un po' il nostro punto di vista sulla revisione delle reti TEN nel prossimo periodo di programmazione. Quindi diciamo in questo caso è un esempio evidente di come ci sia una sovrapposizione tra la pianificazione che si sta facendo, di cui si sta parlando quest'oggi, e coloro che sono degli utenti di quegli spazi, utenti che possono essere sia utenti dei progetti cofinanziati, ma sia coloro che attirano traffici, perché poi noi abbiamo ovviamente una competenza soltanto lato terra, ma a livello commerciale siamo molto attivi insieme ai nostri terminalisti nel cercare, pur con tutte le limitazioni che caratterizzano lo scalo di Venezia, di aumentare i traffici. E ovviamente coerentemente con le vocazioni, quindi nel nostro caso c'è Chioggia che insomma è il primo porto peschereccio in Italia, e poi ci sono le altre caratteristiche del porto di Venezia che non è mai, diciamo, inutile ribadirlo, non è un porto di navi da crociera solamente, ma è un porto che è uno dei principali porti per le rinfuse, fa contenitori, fa oil, quindi insomma è un porto molto attivo, soprattutto collocato in un'area diciamo economica tra le più propense all'import-export internazionale, quindi siamo ripeto, al netto delle limitazioni che sono rappresentate dalla barriera all'ingresso come fondali del MOSE, e nonché dalla interazione della navigazione con l'operatività dei sistemi di protezione della laguna, stiamo giocando la nostra partita. Nell'ambito di alcuni tavoli che sono stati voluti dal Ministro, iniziati nel mese di agosto e continuati fino a dicembre, che riprenderanno adesso il 10 di giugno, una delle principali esigenze che è nata e che di fatto mette un po' in relazione il dentro e il fuori è quella di istituire un porto regolato, cioè un porto ad accesso regolato che serva di fatto a girare, lasciatemi dire, quello che viene genericamente raccontato come un limite e una barriera e un ostacolo alla navigazione, che è rappresentato dal MOSE, come invece ad un elemento, a parte di grande protezione, come sappiamo, del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico della laguna e della città di Venezia, ma anche un elemento di contrasto a fenomeni di cambiamento climatico. Accesso regolato vuol dire lavorare soprattutto sulla governance, e quindi di nuovo la necessità di trovare in una città in cui non è mai troppo semplice una forma di coordinamento tra tutti coloro che sono deputati alla gestione delle varie fasi del processo nave, e quindi primis le capitanerie, poi insomma pian piano il MOSE per quanto riguarda i sollevamenti, poi l'autorità portuale, e quindi andare a lavorare con definendo delle regole per l'accesso che diano certezza alle navi che arrivano
nel nostro scalo circa gli orari, circa gli accessi, circa il livello di efficienza dei servizi e quant'altro. Anche in questo caso, no, rispetto a quello che avviene al di là della laguna, abbiamo una necessità di interfacciarci con la programmazione strategica. Mi fermo qua, anche perché, ripeto, ho pochissimo tempo. Volevo solo aggiungere che ovviamente il tema della sostenibilità è stato ulteriormente ribadito all'interno dell'ambiente veneziano con la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Noi come autorità portuale stiamo valutando di entrare in seconda battuta, non eravamo tra i soci fondatori, ma ritengo che le occasioni come queste, come quella di oggi, a me hanno dato due insegnamenti. Da un lato, appunto, i primi 40 minuti ho pensato ma che c'entra l'autorità portuale con questo dibattito. Poi però, andando un po' al di là delle metodiche che sono state utilizzate nella preparazione dell'attività pianificatoria, mi sono reso conto che sono dei vincoli amministrativi e di competenze che bisogna superare, perché siamo una comunità che di fatto si occupa dello stesso bene comune che è il mare, chi lo vede dal punto di vista commerciale, chi lo vede dal punto di vista della pianificazione delle funzioni che vi si possono insediare, e quindi a quel punto andare ad integrare anche con le forme di programmazione cofinanziata che supportano poi l'attuazione dei piani. Quindi insomma io non posso fare altro che augurare buon lavoro. Mi fa anche piacere che comunque il dibattito avvenga in questa città, in questa circostanza che anche noi abbiamo supportato insieme al sindaco. Quindi insomma vi ringrazio, buon lavoro, e chiedo ancora scusa e grazie per questo sorpasso di lato, ma era purtroppo una circostanza imprevista. Grazie. Grazie mille. Allora chiamo il dottor Ziraldo. Buongiorno, buonasera a tutti. Sono Andrea Ziraldo, sono il rappresentante per la Regione Friuli Venezia Giulia all'interno del Comitato Tecnico, e oggi rappresento tutte le regioni per rappresentare quelle che sono l'organizzazione e le attività appunto delle regioni nel processo di creazione di piani. Vediamo un attimino, ecco qua. Allora, inizio dagli aspetti puramente organizzativi che hanno riguardato le regioni. Allora, le regioni sono rappresentate all'interno del comitato tecnico da un rappresentante regionale e quindi hanno voce in capitolo e sono membri effettivi. Le regioni generalmente hanno istituito al loro interno gruppi interdirezionali o interassessoriali. Mi collego all'intervento precedente per dire, nel caso della Regione Friuli Venezia Giulia, per esempio, abbiamo voluto avere anche un rappresentante delle autorità di sistema e anche della soprintendenza territorialmente competente. E abbiamo visto forse prima la foto di un evento di formazione, hanno partecipato a eventi di formazione tramite i propri rappresentanti o referenti, e hanno formalizzato le varie proposte che sono state formulate attraverso opportuni atti degli organi regionali, appunto. Una menzione, insomma, al ruolo importantissimo che è già stato detto negli interventi precedenti del polo scientifico, un gruppo di ricerca costituito appunto da CNR Ismar e UAV e Corilla. E qui ho elencato quello che è stato il ruolo importantissimo di guida e di approfondimento, punto di riferimento sotto moltissimi punti di vista, e quindi
apporto, un ringraziamento da parte di tutte le regioni al polo scientifico. Ecco, colgo l'occasione. Per quanto riguarda le attività delle regioni all'interno del comitato tecnico, quali sono state? Hanno contribuito alla formulazione del quadro conoscitivo generale delle aree di rispettiva competenza, hanno contribuito ad individuare gli strumenti di pianificazione esistenti di livello sovraregionale, regionale e locale ai fini della valutazione di coerenza esterna, hanno proposto visione ed obiettivi specifici analizzando gli usi esistenti e le vocazioni dell'area di competenza. Hanno proposto le unità di pianificazione in relazione alla gerarchia di usi e vincoli esistenti, nonché proposto le azioni e le misure locali di piano. Hanno interagito nella costruzione della proposta di piano, analizzandone i contenuti e proponendone integrazioni. Hanno periodicamente informato gli organi regionali appunto sullo stato di attuazione della costruzione della proposta di piano. Nella procedura, le regioni durante il processo di VAS hanno presentato il rapporto preliminare di VAS ai soggetti con competenza ambientale locale e hanno supportato gli stessi ai fini di una più chiara e veloce comprensione dei documenti in analisi e hanno presentato loro stesse, le regioni, le proprie osservazioni recependo quelle degli soggetti locali individuati. Per quanto riguarda le fasi di comunicazione e consultazione, alcune regioni hanno pubblicato negli appositi siti istituzionali alcune sezioni in cui hanno dato informativa dello stato del processo. Altre informazioni sono ricavabili nel sito del MIMS riguardo alle attività del comitato tecnico, sono pubblicati i relativi verbali e tutta la documentazione riguardante la procedura di VAS è pubblicata presso l'apposito portale del MITE. E le regioni, per quanto riguarda il piano, sono in attesa di un programma di informazione sui contenuti dello stesso da parte dell'autorità competente, sia ai fini della VAS che dell'approvazione del piano. Le regioni saranno probabilmente chiamate a ramificare le informazioni necessarie ai portatori di interesse per una più partecipativa fase di consultazione. Prima di prepararmi per questo intervento ho voluto intervistare alcuni rappresentanti regionali e quindi ho portato alcuni aspetti peculiari dell'Emilia Romagna, della regione Friuli Venezia Giulia appunto, e della Sardegna, della regione Toscana e Lazio. Per quanto riguarda l'Emilia Romagna, leggo quanto mi è stato trasmesso. Il percorso di pianificazione in corso è fondamentale data la crescente richiesta di spazio per le attività antropiche a mare e lungo la fascia costiera dell'Emilia Romagna. Aumentano infatti anche i conflitti tra gli usi e le pressioni sull'ambiente. Negli ultimi mesi, infatti, sono pervenute numerose richieste di dati sugli usi del mare e sulle caratteristiche fisiche e ambientali dell'area marina antistante le coste regionali, finalizzate a progetti di rilevanza nazionale che si dovrebbero concretizzare in Emilia Romagna, quali il campo eolico mare e un progetto per il rigassificatore. Ecco. E questi progetti hanno evidenziato la complessità di individuare aree idonee che non confliggano tra loro, la necessità di disporre di conoscenze e dati attendibili e l'importanza di avere indicazioni chiare come quelle contenute nel prossimo piano, nel piano in elaborazione dello spazio marittimo. Per quanto riguarda la regione Friuli Venezia Giulia, è stata un'occasione concreta di confronto, condivisione e discussione sull'interazione tra gli usi. È stata un'occasione di approfondimento sulla convivenza tra i vari piani ed in particolare sull'interazione tra piano paesaggistico regionale e pianificazione dello spazio marittimo. Si è voluto evidenziare la necessità
della manutenzione dei fondali, caratterizzati dalla presenza del mercurio nella forma del cinabro. Questo è un problema che condiziona gli usi e le interazioni tra gli usi. Sono state pertanto in generale proposte misure locali atte a permettere una migliore gestione di detti sedimenti. Inoltre c'è stata una presa di coscienza dell'importanza della pianificazione marittima in prospettiva di definire correttamente il ruolo regionale con specifiche funzioni e competenze. Per quanto riguarda la Sardegna, ho raccolto questi commenti. Il coinvolgimento delle regioni nella pianificazione dello spazio marittimo rappresenta un'occasione per far valere le specificità locali all'interno di un processo nazionale strategico. Particolare attenzione è stata posta sul tema delle energie rinnovabili e soprattutto eolico offshore e sul peso della produzione regionale rispetto a quella nazionale di energia appunto da fonti rinnovabili. Di importanza anche gli aspetti di contorno legati ai confini nazionali e al regime peculiare delle bocche di Bonifacio. Lazio e Toscana sostanzialmente hanno formulato osservazioni simili che qui ho raccolto. Hanno riconosciuto anche loro, come tutte le regioni, nel polo scientifico la presenza di una guida costante e importante nell'affiancamento e nella condivisione dei principi del processo tra tutte le direzioni regionali coinvolte. Prevedono il ricorso ad un organismo di governance regionale per le materie afferenti agli usi del mare. Evidenziano la necessità di coinvolgere con maggiore preavviso gli organi di indirizzo politico regionali nelle varie scelte per permettere una più completa analisi delle proposte. Questo è un problema che diciamo, era emerso fin dall'inizio in quanto spesso i rappresentanti regionali non hanno il tempo materiale di condividere le proposte con le amministrazioni e di conseguenza di avallare le varie fasi. Evidenzia la necessità di un piano di comunicazione per il coinvolgimento di portatori di interesse. Attività future. Allora, sul cronoprogramma abbiamo già parlato e le regioni rimangono a disposizione a supporto delle attività in corso e per le successive fasi di consultazione. Come opportunità, e mi collego alla relatrice della Regione Veneto, ai fini del rilievo e dell'opportuno monitoraggio di usi, delle esigenze e degli effetti delle misure, anche ad un livello più particolareggiato, finalizzato pure alla futura manutenzione dei piani di gestione, le regioni sono a disposizione per sviluppare forme di collaborazione interregionale ed internazionale anche all'interno della programmazione comunitaria. Questo è quello che ho voluto raccogliere da parte di tutte le regioni e ringrazio dell'attenzione. Grazie mille. Purtroppo non abbiamo tantissimo tempo per le domande, però ecco, vorrei aprire il dibattito e la possibilità di porre delle domande ai relatori. Vedo che non ci sono domande. Intanto chiaramente volevo ringraziare tutti i relatori. Prima di, diciamo, per prepararmi a questo incontro ho chiesto ai colleghi che a Parigi si occupano di coordinare a livello globale le attività di Marine Special Planning di informarmi anche su alcuni numeri. Attualmente sono circa 100 i paesi e i territori che hanno iniziative che riguardano la pianificazione spaziale marittima, prevalentemente in Europa, ma ci sono anche altri continenti che si stanno muovendo. E volevo anche informarvi che tra qualche giorno la Commissione oceanografica annuncerà questo progetto pilota dello Status of the Ocean Report, in cui pubblicheremo anche un capitolo che riguarda proprio la pianificazione spaziale marittima, proprio per dare contezza di quello che succede in giro per il mondo. Quindi mi sembra di
poter dire che grazie alle presentazioni che sono state fatte dai colleghi l'Italia giocherà un ruolo importante, come lo gioca in generale, ci tengo sempre a dirlo, nell'ambito delle scienze del mare, e quindi credo che da qui possano nascere dei messaggi che hanno riguardato sicuramente l'importanza di coinvolgere tutti gli attori, di fare in modo che la scienza, le informazioni scientifiche, i dati giochino un ruolo fondamentale, ma direi di poter concludere dicendo che quello che è risultato più evidente è l'importanza appunto della collaborazione tra i diversi settori della governance di un paese, ma anche nell'ambito europeo, nell'ambito mediterraneo, per poter poi arrivare a dei piani che siano in grado di promuovere quella che appunto è stata definita una sustainable blue economy, in linea con i target e gli obiettivi in particolare dello sviluppo l'obiettivo di sviluppo sostenibile 14, e proprio inserire tutto questo nell'ambito, come dicevo, del decennio delle scienze del mare per lo sviluppo sostenibile, che chiama proprio la comunità scientifica a lavorare insieme alla società civile per portare delle soluzioni basate sulla scienza alle questioni che tutti dobbiamo affrontare, primo fra tutti chiaramente gli impatti della crisi climatica. Se non ci sono altre curiosità o domande, ringrazierei tutti e appuntamento al prossimo incontro. Grazie mille.